Allora, buonasera a tutti, benvenuti al Centro Studi Piemontesi, alla Cadre Sud Piemontese. Oggi siamo qui nel giorno della nascita di Gipo Farassino, l'11 marzo del 1934. E la data è stata scelta appositamente perché, siccome noi abbiamo l'abitudine come Centro Studi Piemontesi di fare i nostri incontri al lunedì, abbiamo visto questo lunedì 11 marzo e non poteva che essere scelta la data di oggi, perché noi abbiamo ristampato come Centro Studi Piemontesi la raccolta delle canzoni piemontesi di Gipo Farassino su un Peimac Canzun. L'abbiamo ristampate in edizione rinnovata anche con nuovi testi per il decennale della morte di Gipo Farassino. Oggi siamo qui per presentare il volume e ci fa veramente molto piacere avere la presenza di Valentina Farassino. Tanti amici presenti, il professor Giovanni Tesio. Va bene. Bruno 40, che anche lui è un grande amico del Centro Studi Piemontesi, nonché collaboratore. E poi abbiamo il piacere di avere Mario Congiu, che canterà, farà sentire anche qualche canzone dal vivo, e quindi lo ringraziamo molto per la sua disponibilità. In sala sono presenti tanti amici di Gipo e tanti amici anche del Centro Studi Piemontesi. Voglio salutare in particolare l'onorevole Riccardo Garosci, che è stato un collega di Gipo Farassino al Parlamento europeo e che è venuto da Milano proprio perché ha visto il ricordo, accompagnato da Roberto Giaconi, con il quale abbiamo lavorato molto a Parigi, soprattutto per l'epistolario di Massimo d'Azeglio, per la presentazione del Massimo d'Azeglio, e Georges Virloget, quando tu ti occupavi Istituto Italiano di Cultura, eccetera. Quindi insomma è un mondo che appartiene al Centro Studi Piemontesi. L'avere l'attenzione alla cultura del Piemonte a 360 gradi, dalla lingua al Massimo d'Azeglio, alla storia, all'arte, alla letteratura, senza fare questioni di livelli, no? Cioè, quando le cose sono belle, quando la poesia è poesia, non importa in quale lingua viene espressa, così come capita a Gipo Farassino, che è stato ed resta ancora un grande poeta, nonché tutte le altre cose che sappiamo di lui. Ma entrerei subito nelle pagine del libro e della serata, dando la parola a Giovanni Tesio. Bene, io credo che si senta, non so se ci sia bisogno. Se poi necessario, sente? magari te lo allora, poche cose, ma come si dice, sentite. La prima che vorrei dire è intanto che su Gipo si può fare molto colore, perché era un personaggio che rendeva nel senso che era versatile, aveva una personalità plurima, e tutte le personalità così ricche possono essere naturalmente messe nella condizione di essere descritte, ecco, in maniera diversa a seconda delle prospettive dalle quali evidentemente si guarda. Era un uomo versatile, però io ricordo sempre un'affermazione che faceva Primo Levi, e cioè che esistono persone la cui maschera è il volto. E Gipo era una di queste. La maschera di Gipo era in realtà il volto di Gipo, perché Gipo, quando doveva parlare, parlava francamente. Era una persona di cui conoscevi e riuscivi a percepire la franchezza del rapporto. Poteva anche essere aspro, ma in quei momenti esprimeva se stesso e non aveva in qualche modo, dirò, tutti abbiamo dei filtri e tutti siamo portatori di maschere, va da sé,
Però in Gipo c'era questa rassicurazione, che tu trovavi il no o il sì e non trovavi mai in qualche modo il ni, quella presenza in qualche modo astratta e non persuasiva, non convincente. E questa è la cosa che potrei dire per come l'ho conosciuto io e per quel poco rispetto a tanti altri che l'hanno conosciuto evidentemente molto di più. La seconda osservazione che vorrei fare è o riprende ciò che la dottoressa Albina Malerba ha già così ben detto in modo molto sintetico prima. Il discorso della poesia. Assumpui ma canzun è il titolo di queste canzoni. Ma la domanda che ci si può porre è assumpui ma canzun? Cioè mettiamoci il punto interrogativo. Assumpui ma canzun? Le canzoni in realtà fanno ponte. I superciliosi, quelli che hanno questa raffinata idea della poesia, evidentemente non ammettono che i testi per canzoni possono essere dei testi poetici. Io sono meno supercilioso e sono forse di bocca probabilmente più buona, come si dice anche in piemontese. Resta il fatto che io credo che la poesia sia ovunque. E quindi c'è quando c'è il verso, c'è quando il verso oltretutto può essere variamente declinato, può essere diversissimo, ognuno ha un suo modo versale di scrivere poesie, e dico che i testi per canzoni è vero che devono essere in qualche modo completati e integrati dalla musica, ma che possono anche avere una loro autonomia. Ecco, Assunto i Maccansun hanno, e questo libro che abbiamo fatto insieme alla dottoressa Malerba, con la passione anche, sia ben inteso, personale, è un libro che vuole in qualche modo dare forza e dignità, energia autonoma a dei testi che sì è vero, poi Mario Congiu ce ne darà conferma, vanno cantati, ma che possono anche essere visti, letti, gustati, eseguiti, anche non con la chitarra e non semplicemente con la voce cantante, ma che possono essere eseguiti semplicemente come detti di fronte evidentemente ad un pubblico. E questa era la seconda osservazione che volevo fare. La terza è che Gipo è stato, e qui c'è un discorso che riguarda il fatto che non sempre il Piemonte è stato così ben amato. Cioè è una regione tutto sommato da altre regioni abbastanza malamata. Comunque sia, rispetto al Piemonte c'è molta diffidenza diffusa e anche ignoranza, direi, rispetto al suo strumento fondamentale, che è quello della lingua. È più facile, evidentemente, che abbiano preeminenza e titolo i cosiddetti dialetti meridionali. Molto più difficile che li abbiano i nostri. Dico dialetti nel senso che il piemontese è lingua, ma poi ha tutta una varietà evidentemente enorme di espressione e di espressività. Tant'è che anche Gipo, ma possiamo partire addirittura dal Settecento, penso al Baretti, penso addirittura all'Alfieri, anche Gipo si è spiemontizzato per un po', è dovuto andare a Milano, ha dovuto in qualche modo fare i conti con una realtà e una couche, una covata che era molto più ricca di quanto non fosse naturalmente la covata torinese. Quindi il fatto di dover andare a Milano già denuncia il fatto che questa patria non è stata una patria immediatamente capace di accogliere le energie sue. Si deve spatriare, ci si deve spiemontizzare, in qualche modo si deve andare altrove, il che è buono, sia ben inteso. Pavese diceva amo Santo Stefano alla follia, ma perché vengo da molto lontano. Evidentemente Gipo ha fatto un'operazione analoga, è andato a Milano, è andato a Parigi, ha fatto la Quest, ne parlava evidentemente, ha sentito chiaramente altri cantautori, altri personaggi capaci di scrivere una storia e di racchiudere la storia in una canzone, ma ha dovuto in qualche modo viaggiare, è dovuto personale viaggiante, è dovuto in qualche modo andare da altre parti per confermare se stesso, ed è questa la ragione ultima delle cose che voglio dire, per ripiemontizzarsi, in qualche modo per ritornare a Torino carico di tutta l'esperienza compiuta e fare indubbiamente della sua personalità in questo stesso luogo, dare l'idea veramente di una personalità che fa data, che fa epoca. Io dico sempre che c'è stata la Torino di De Amicis, c'è stata la Torino di Gozzano, c'è stata la Torino che io definisco di Augusto Monti
e c'è stata la Torino di Gipo. Cioè sono personaggi che in qualche modo hanno dettato i tempi di una epoca, e io direi anche in un certo senso, in una certa misura, i tempi di un'epica. E in questo senso credo che il fatto che siamo qui a ricordarlo, il fatto che siamo qui così tante persone in fondo a fare comunità intorno a lui, sia un buon segno. Voglio chiudere con un ricordo che riguarda proprio Augusto Monti e di come lui stesso abbia fatto fatica a farsi riconoscere come autore italiano. Dice Franco Antonicelli, quando era in gioco il premio Viareggio per il Sanssouci, e racconta proprio in un articolo che è apparso tra l'altro sulla Stampa, siamo nel 1963, finirò, dice Antonicelli a proposito di Augusto Monti, con una confidenza, benché di poco conto, ma la voglio dire. Al premio Viareggio della narrativa, quando vidi che era caduta del tutto la candidatura Piovene, che pure era letteralmente tale da imporsi quest'anno, mi venne fatto, io che non c'entravo niente, di suggerire i Sanssouci di Monti. Capii che se ne aveva un'idea lontana e confusa, e più chiaramente come di un libro di letteratura regionale, e poi non di letteratura pura. Giusto, è infatti una splendida letteratura impura, afflato e meditazione sull'Italia della rivoluzione liberale, e qui naturalmente si ricorda Gobetti. Per cui anche la canzone di Gipo, quando parla di Garino, ci mancano i Gobetti, indubbiamente è qualcosa che dobbiamo a lui e dobbiamo essergli in qualche misura riconoscenti. Questo per adesso è tutto, dopodiché do la parola naturalmente a Bruno 40. Grazie. Spero altrettanto efficace e sintetico. Ecco, un pregio, io partirei dal libro, un pregio di questo libro, un pregio minore o un pregio maggiore, secondo me sta nel fatto che sta in tasca, no? E quindi è una bussola, ed è una bussola per vagolare in Piemonte, ma non solo in Piemonte, nella vita tutta, direi, tra i confini e oltre. Perché? Ma perché Gipo è un'anima sicuramente sapienziale. Gipo è un moralista, mai giulebboso, certo. È un moralista a taglia col piulet, si dice. È un carattere che fa venire in mente quello che diceva Stendhal del piemontese, cioè della cattiveria, io direi la cattiveria come carattere, cioè questa assoluta diffidenza verso gli uomini e la sorte. Ed è un carattere che discende da un mondo, lo dice nel testo di una sua canzone, stavo per dire, di una sua poesia, di un mondo che discende, che ha piantato le sue radici sotto le nevi, l'afa e sotto un cielo grigio. Ecco, io direi che credo che Gipo sia l'ultimo poeta piemontese in piemontese, ma non perché dopo Gipo non vi siano stati e non vi siano nella stessa nostra sede questa sera dei poeti piemontesi in piemontesi, ma perché Gipo è universale, cioè i rintocchi della sua campana, cioè i suoi temi, le sue sensibilità, le sue urgenze, le sue passioni, direi anche le sue ossessioni, direi che sono avvertite come proprie in questo e in quell'angolo della nostra terra. Gipo è sicuramente destinato a durare, ma è destinato a durare, lo dico non retoricamente, perché è stato citato prima Franco Antonicelli. La sua tradizione, diceva Franco Antonicelli, non lo diceva di Gipo, ma lo si intona benissimo a Gipo, la sua tradizione è forza, mai rimpianto, e quindi non si arrugginisce, quindi non si liquefa. È un mondo in cui discendere per risalire rinfrancati, si discende in quelle che lui chiama le crote della memoria, no? Gipo è la sua lingua cruda, è la lingua cruda che si distingue dalla lingua di Macario, per esempio, no? Una lingua che vuole piacere, è una lingua che ha molti connotati della macchietta. La lingua di Gipo è una lingua severa. Il piemontese è lingua padre di Viriglio, no?
si sente questa dimensione. Gipo è la lenga e Gipo è la lingua italiana. Non so se sbaglio, ma forse l'ultimo lavoro che ha pubblicato è Ridatemi Amapola, forse in vita. No, No. è il disco quello registrato poi dal vivo in teatro con i ragazzi. Sì, però di come inediti. Sì, Ridatemi Amapola, giusto. E lui quindi ci lascia come con un disco, sarebbe anche da riflettere, con un disco in lingua italiana, dove tra l'altro c'è uno splendido testo, il testo di Origini, che è una litania alla Caproni, no? ma giocata su Torino, e dove, ecco, stavo parlando della tradizione che è forza, che non è rimpianto, che non è retorica, cioè lui in qualche modo dialoga con Gozzano, il Gozzano che indica la saggezza. Certo non è Gozzano che indica la saggezza, è Gozzano che interpreta un certo suo mondo, quella zavorra da cui lui spicca il volo, insomma, ma il Gianduia che dice questione ad nem piesla, e Gipo che prende le distanze da Gianduia, Torino che esalta la storia di Gianduia, che prende le distanze da quel mondo gianduiesco che sicuramente non è il suo. Gipo è avere un amico, cioè Gipo è l'amicizia, e l'amicizia come profezia, e l'amicizia che lui coltiva con i contemporanei e coltiva con le voci poco fa, con quelli che non ci sono più. E tra i contemporanei sicuramente Giovanni Arpino, no? che si ispira a lui per Domingo il Favoloso. C'è un autografo di Arpino che gli fa avere le prime bozze di Domingo il Favoloso e scrive: queste sono innanzitutto per te. E poi c'è il Leo Chiosso che firma alcune canzoni di Gipo con Gipo, e che è il ponte fra Gipo e Fred Buscaglione. E questo è per dire come forse al tempo di Fred Buscaglione qualcuno temesse che il mondo finisse con Fred Buscaglione, invece Gipo va oltre Fred Buscaglione, ne raccoglie il testimone e lo raccoglie e ne fa una cosa completamente diversa. E quindi questo sarebbe l'auspicio oggi, quando ci si dice chi sarà l'erede di Gipo, no? Ci sarà un erede, ma deve essere un erede che si distacca dal mondo di Gipo, pur facendo propria la lezione di Gipo. C'è una poesia di Leo Chiosso che mi piace pensare l'abbia scritta pensando a Gipo. Dice: l'amico mi accompagna e ancora l'alba ripropone le strade del ritorno tra i muri indifferenti delle case e il tram che va ai mercati, trascinato da immobili binari alla sua morte. Ci ricorda con ritmi, con cadenze, che siamo ancora liberi di andare dove vanno a morire gli elefanti. Ecco, e poi ci sono le voci poco fa, e c'è l'altro autore principe di Gipo è Cesare Pavese, sicuramente. Diceva Arpino che Gipo avrebbe fulminato e forse avrebbe salvato Pavese, per il linguaggio settante, per l'amore chitarra, per il mito del cortile, del caffè con biliardo, della giacchetta di cuoio, ecco. E dell'amicizia severa e sarcastica, ecco. E poi c'è, come ha ricordato Giovanni Tesio, Gobetti, ci mancano i Gobetti. Gipo è, non possiamo non ricordarlo oggi, è la barriera. Gipo è un indirizzo civile di questa città, al Sesa di Via Cuni, che è custode di un filo d'Arianna taumaturgico perché umanissimo. Lì è andato in scena un mondo umano prima che umanistico, ed è il mondo che Gipo ha interpretato e che ha salvato nella sua arca musicale e non solo musicale. Gipo direi che è un verso di un poeta francese che diceva che le ceneri non sono mai sterili. E quindi si può dire con il suo Arpino, l'Arpino di Domingo il Favoloso, l'Arpino che chiude Domingo il Favoloso: tu corri, cerca, inventa, cambia tempesta, Gipo, ma un giorno torna a trovarci, noi siamo sempre qui, aggiungendo juventini e anche non juventini. No, volevo solo aggiungere un fatto molto semplice.
che è poi un modo per passare la parola e soprattutto il canto a Mario Congiu, e cioè che quando l'ho intervistato per questa introduzione, che è l'introduzione a Sun Pei Mak Kansun, La prima edizione del 2002, Gipo Vivente, forse certo. non l'abbiamo detto, Ecco. perché sì, ed quello, era- quello lì, sì. Quello che avevamo presentato anche a Santo Stefano Bello, eccetera. Mi ricordo bene di lei, sia ben chiaro. Anche se ho una... Borgo, perché? certo, Suma del Burgo. Ma volevo semplicemente dire che in quella circostanza lui mi ricordava appunto Milano e diceva appunto questo. Gipo si era trasferito dopo la Video Bohème a Parigi a fare la Cat cantando Sole Mio, ma anche a imparare da Jacques Brel che cos'è una canzone. Ne resta una traccia minima ed eccentricamente metaforica nel pretesto tutto giocoso di Gipo a Parigi. Con Vanni Moretto convoca i gruppi folk delle varie regioni d'Italia e si inventa un concorso anche per scoprire il folk piemontese, ma poiché non ne viene niente di buono, provvede di suo con l'aiuto di Leo Chiosso, sfornando un 33 giri, 12 canzoni per Gipo Farassino, che è un bel pezzetto di storia nostra, titolo Mecit Turin. Tra le canzoni de là dal Punt della Ferrovia, Mamì Saimac che travaglio alla Fiat, Matilde Pelissero, un classico, naturalmente Sangum Blues, un classico ancora di più, musiche di Giovanni Moretto, orchestrazione di Enrico Simonetti, che era una star della televisione allora, e battesimo di Chiosso, naturalmente Leo Chiosso sul risvolto. Ecco, è un modo per presentare Mario Congiu, perché adesso sentiamo qualcosa del genere. Scusa. Anche questo per cambiare un attimo proprio, perché poi è musica. Avei comprame una casinha con una vaca naso in crin, quattro conigli, una galinha e una crota piena di vin. E la sera la mia stalla con una mesa studiosin mi fare come la cicala venirai a un concertin. E se la vaca o la gallina diranno ma come mai abbia svivinto in una stalla con le bestie come noi, mi risponderai alle vera se le bestie ma vuoi ben, perché se le bestie vere dalla testa iaia sì, mentre troppo soventi t'incontre strane razze d'animali, teste da sud crino di vacche mentre suda sono ormai, e tizza snen come ciameie se galinha o madamin, siamo su testa da su reverendo faccia al crin, perlomeno la mia stalla mila in enda stessa green, besfe come una cicala e cante sera mattina. Benissimo. Vuoi dire un tuo ricordo di Gipo e poi fai qualche altra canzone? Io ho avuto, posso dire di aver avuto la fortuna di conoscere Gipo e lavorare insieme a lui. Sono stato chitarrista della sua orchestra insieme ad altri musicisti della mia stessa generazione, quindi più giovani, cioè nel senso sì, di parecchio. È stato forse l'ultima parte, diciamo, l'ultima parte della sua carriera di musicista dal vivo. È stato beh, ovviamente non semplicissimo, i due mondi. Io sono in un gruppo rock e quindi il rock e la musica folk di Gipo, arrangiata tra l'altro sempre da dei grandissimi musicisti,
diciamo, perché ha sempre avuto delle collaborazioni con degli arrangiatori. Il gruppo in cui suonavo io è proprio un gruppo rock diverso, cioè con un atteggiamento anche un po' più... Sì, è brioso, può essere, sì, comunque un gruppo rock con un bel po' anche di atteggiamento di tiro, credo che a Gipo piacesse questa cosa qua. Mi ha sempre detto che lui, questa chitarra è una chitarra Gibson, e lui era appassionato di chitarra, cioè era appassionato di musica, e quindi quando ha trovato noi eravamo un gruppo prevalentemente chitarristico, è stato contento, e poi penso anche che avesse un atteggiamento... I musicisti che hanno lavorato con lui, magari più coetanei, parlavano di un Gipo molto severo e anche, cioè, che poteva arrivare anche alla lite. Cioè, invece con noi, probabilmente per una questione di età, no, non è mai. Cioè, poteva essere severo, ma poi infine lo facevamo abbastanza ridere, secondo me. Sì, cioè, un bel ricordo, dai, un bel ricordo. Cioè, se tu non sei un professionista valido, sì, beh, certo. Ma no, ma certamente non è quello che voleva. Sì, beh, non eravamo dilettanti, è il nostro lavoro fare musica, però Eravate mondi diversi e... Avevate trovato una sintonia con lui che non era facile. Non era Gabriele. facilissimo. Insomma, abbiamo trovato la sintonia, siamo stati fortunati, e poi posso dire di aver visto in scena Gipo e aver visto quanto era veramente bravo quando si accendeva per il pubblico. E allora lì governava queste grandi sale, faceva ridere da morire, è un grande artista, cantava benissimo. Io infatti le canzoni che conosco e che mi permetto di cantare le canto perché le cantavo, facevo i cori, quindi le ho imparate, e poi lui mi dice mi insegnava, perché chiaramente quelli della mia generazione la lingua piemontese non l'hanno imparata, diciamo, io per esempio l'ho studiata proprio, cioè, vabbè, Andiamo volete avanti, che vi canti un'altra canzone? Certo. Non so, Vale, perché prima avete parlato di poesia, allora forse questa che vi volevo cantare, cioè vi canto questa qua, non è... La Serenata Mama, ho visto che c'è il testo. Bravo. Qua. Sì. No? Se no, tutto in chiave poesia. Allora magari si propone un po'. Luna, si zesna misa, fammi un piacere. Porti sta serenata a chi sti. Disi che diciamo scusa si sono buon. A dire che vei bin disi clara Disi che in fondo al carisma non cambia, ma che è tan difficile restiamo snar. Al tempo passa e gagno son pilendo, al vento senza sapere. A porta via le fiori, la gioventù s'asciuga d'amore da me. Vediamo, adesso lasciamo parlare, facciamo le cose secondo lo schema. Non so se Valentino Pian piano vuole citare diventa lei questo, perché lo cita nella sua introduzione. Da brava furiera improvvisata, senza disviera porti sta serenata. Luna di che il poeta ti fa sospirare, Luna sta negli ferma dai date da fe. Luna
fanen la fola galmelde adie bunganei mama bunganei olia fanen la fola galmelde perdie bunganei mama bunganei. Ecco, io darei la parola a Valentina Farassino, poi magari prima di chiudere sentiamo ancora qualche testo se sei disponibile e ne hai voglia. Prego Valentina. Io credo che questa sia una delle canzoni che ci fa capire quanto mio padre usasse un linguaggio universale. Perché ascoltando questa canzone io credo che chiunque di noi pensi alla propria mamma. E questa è una cosa fortissima, perché non si pensa alla mamma sua, ma si pensa alla nostra. Ed è la bellezza, secondo me, della poesia di cui parlavi tu, che va al di là della canzone, no? Voi avete detto fondamentalmente tutto. Io mi riaggancio a due cose, al disco di cui parlavi tu, in italiano, e nell'ultimo anno della sua vita, quando papà era già malato, andava una volta alla settimana in studio da Claudio Chiara. Claudio Chiara, grande musicista che l'ha accompagnato per anni, è stato il suo arrangiatore e ha voluto a tutti i costi, nonostante avesse già purtroppo un po' la voce fiaccata dalla malattia, perché non era più la potenza che aveva prima, ha voluto rincidere 22 brani, di qualcuno anche inedito, e li ha voluti fare tutti in italiano, perché lui ha dedicato tutta la sua vita al piemontese ed era assolutamente felice di averlo fatto. È stata una scelta che lui ha fatto. Io ricordo spesso che quando lui è stato chiamato da Strehler al Piccolo, lui ha detto di no, ma Strehler era già Strehler, quindi non era... E lui no, lui ha detto io rimango a Torino, ed è una scelta forte. Però queste canzoni, che sono 22, che usciranno in digitale, perché ormai... e invece 8 usciranno su un vinile, saranno tutte in italiano, perché lui alla fine della sua carriera ha detto io ho fatto vedere che cosa sapevo fare in piemontese e l'ho dimostrato e adesso voglio fare vedere cosa so fare in italiano. Questi pezzi non sono stati ritoccati in alcun modo, anche se oggi con i computer ovviamente si potrebbe fare di tutto, perché viene fuori talmente bene la padronanza, il mestiere del palcoscenico, che nonostante la voce non sia più quella magari di dischi precedenti, è talmente bella che abbiamo deciso di lasciarla così. Il titolo lo aveva deciso lui e quindi lo teniamo così e sarà Io sconosciuto. Io sconosciuto. Questo avremmo voluto farlo uscire in questo periodo per il compleanno, ma per tutta una serie di motivi che non vi sto a raccontare lo faremo uscire ad aprile. Quando sarà il compleanno di Angelo, vi invito, se posso, qua ci sono dei volantini, a venire a questo spettacolo che io ho voluto fare in un periodo diverso, perché a dicembre sono state fatte tantissime
cose per l'anniversario della morte, belle, importanti, ma io ho voluto fare qualcosa che fosse in un periodo diverso, cioè che fosse legato a un compleanno e non a un anniversario di morte. E faremo questo concerto che molto semplicemente si intitolerà Buon compleanno Gipo, dove in realtà, adesso vi dico qualche nome, sicuramente conoscerete, ci sono tutti gli amici che lo hanno accompagnato in, direi, 40 anni di lavoro, che faranno le sue canzoni. Ci sono un paio di giovani e questo mi piace molto perché è un po' un passaggio di consegne vedere che c'è qualcuno che ha 30-35 anni che canta le canzoni di papà. Quindi molto brevemente vi dico che insomma ci sarà Claudio Chiara, Mario Congiu, Armando Lardù, che molti conoscono, Vito Miccolis, Enzo Mesiti, Luca Morino, Johnson Righeira. Io poi ho fortemente voluto una donna perché trovo molto interessante che una donna canti le canzoni scritte da un uomo, sempre cantate da un uomo, e quindi avremo Roberta Magnetti e la voce narrante di Marcello Spinetta, che è un attore molto bravo dello Stabile, che leggerà e reciterà dei pezzi, e anche qui a me ha dato una fantastica sensazione perché Marcello non ha mai sentito mio papà in teatro perché ha 30 anni e quindi per una questione anagrafica, e quindi cosa fa? Recita, ma non lo copia, perché io quando sento qualcuno che diventa, c'è una sorta di copia e diventa un po' una macchietta. Il posto non poteva che essere al Teatro Monterosa, quindi torniamo in Barriera di Milano perché mi sembra giusto tornare lì, e l'incasso sarà interamente devoluto alla Fondazione Caterina Farassino, che come sapete, penso, papà ci teneva molto. E voilà. Grazie. Valentina ha fatto riferimento alle giovani generazioni, la dedica che Gipo aveva fatto al libro e che so che tu hai ripreso nella tua pagina introduttiva, a tutti i giù, soprattutto a cui cavniran, am pias pensé che fin tant che saran pivel, che subbia o accanta na mia canzun, qualcosa di mi arresterà in tiei in t'anima della mia gente. Prima di finire con le canzoni e di capire se c'è qualche altro intervento, pensavo, abbiamo parlato di Gipo, artista, eccetera, ma l'esperienza per esempio di Gipo in Europa, io faccio un piccolo ricordo che se noi oggi abbiamo una quantità di rapporti con l'Argentina così profondi, legami, che lo dobbiamo a Gipo, perché quando è stato assessore alla Regione Piemonte lui aveva detto all'Università di Torino, quindi ha detto: fatemi un progetto, fate un master, io cercherò di finanziarlo per i piemontesi che vivono in Argentina. Dall'Università di Torino è partito questo master che riguardava tutto il Piemonte, c'erano anche gli aspetti della lingua piemontese, eccetera. Sono stati diversi anni di lavoro, poi tutti questi del master sono venuti anche qui a Torino per un convegno. Insomma, secondo me, dopo anni e anni di lavoro che la Regione Piemonte con il suo ufficio che si occupava delle migrazioni ha fatto tanto, ma l'intuizione di Gipo, secondo me, è stata proprio quella di dire: rivolgiamoci ai ragazzi giovani della generazione, erano terza generazione, se non li cuccavamo lì forse li perdevamo.
ed è stata un'intuizione straordinaria, perché di lì è nato questo rapporto continuativo, che io devo dirvi questo: se uno posta una cosa in un sito, in un Instagram, da qualche parte, i primi a rispondere sono questo gruppo di argentini con cui abbiamo un rapporto quotidiano, e sono gli allievi del master. Noi siamo andati 3 volte in Argentina Ecco. con E Gino. Gabriella Daghero, poi magari dici 2 parole anche tu. Lascerei la parola all'onorevole Riccardo Garosci, e poi a... no, prego, sì, a Gabriella che ci conosce, prego. A Gabriella Daghero, poi se ci sarà qualcun altro, e poi chiudiamo con la voce della poesia, e canterai tutte le canzoni che avrai voglia di dedicarci. Sei così... ancora 2 dopo, via. Prego Riccardo. Allora, Gli ultimi imprese. non tolgo tempo a cose più importanti, anche perché io non vi parlerò di Gipo il Grande, vi dirò due minuti sull'onorevole Giuseppe Farassino, mio collega al Parlamento Europeo, quando io ero vista adesso un ragazzino di 38 anni, e lui era un giovanilissimo sessantenne, credo deve essere appena compiuti, perché parlo del 94. E la prima cosa che molti, non tanto a Bruxelles dove si vede di tutto e di più, ma anche in Italia, persino a Turin, dicevano adesso in Europa mandiamo i cantanti, i calciatori. Gipo era uno chansonnier, era un poeta, era quello che sappiamo bene, ma era un uomo di grande esperienza politica. È arrivato a Bruxelles avendo maturato 2 anni da parlamentare italiano, consigliere regionale, un'esperienza politica precedente, anche diversa dal partito che, come sapete, lo aveva fatto eleggere, ma non da pentito, semmai da deluso. Ma adesso entreremo in aspetti partitici che non c'entrano nulla. E ogni tanto parlavamo di queste cose, eccetera. Anche perché eravamo pochi piemontesi veri, no? Quindi, insomma, ancorché con età diverse, io ho incontrato, prima di incontrare il collega Farassino, ho incontrato il mito, perché io ero un giovane fan che sapeva quasi, non dico tutte, ma tantissime canzoni. E quindi Gipo ha creato un percorso esattamente, come diceva Albina, aperta e chiusa parentesi, Buenos Aires, voi lo sapete bene, è la più grande città italiana al mondo fuori dall'Italia, con 3-4 generazioni di piemontesi, non di torinesi, non necessariamente piemontesi, e compreso chi vi parla ha dei parenti tuttora, cugini di secondo e terzo grado là. Ed è una realtà che lui, insieme ad altre comunità italiane, piemontesi, soprattutto nel mondo, cercava di seguire da Bruxelles, e quindi dove è possibile gemellaggi, finanziamenti, cioè la vera politica che serve a Bruxelles. Poi per carità a Bruxelles si fanno anche le grandi cose, ma ti dicono anche quanto devono essere lunghe le zucchine, cose di questo tipo. Però non è parole. E Gipo aveva questa immagine del politico capace di fare politica da duro. E io stesso ero intimorito, perché era la mia prima esperienza politica, è unica, premesso, tranquilli, non mi ricandido fra 3 mesi, non sono alla ricerca di voti, anche perché se no vorrebbe dire divorziare. E quindi Gipo portava degli argomenti concreti, pratici, detti a volte in modo duro. Se avesse potuto parlare in piemontese nell'aula di Strasburgo, ma faceva passare anche la legge sul raddoppio delle tasse. Tanto era convincente. Allora, il collegamento è quello che fanno su. Allora chiudo con questo piccolo aneddoto che mi è venuto in mente mentre venivo qui, che vi ricordavo. Nel 94, marzo, il Parlamento Europeo fece una cosa fatta veramente bene, compresi Gipo e Riccardo. Mandammo a casa la Commissione Europea, come sapete è l'altra grande istituzione del governo, no? Perché una commissaria europea francese, Madame Cresson, aveva fatto una roba proprio terribile. Aveva messo tra i suoi consiglieri a pagamento il suo dentista. Naturalmente non se la ricorda più nessuno, ma io uso queste cose perché
quando all'estero ti parlano male, ma gli italiani, adesso sempre meno, gli italiani, calma, zitto tu che hai fatto quello, zitto tu che nella sala ovale degli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Allora, mandiamo a casa la Cresson col voto del Parlamento. Questa è una signora che era commissaria vuol dire ministro in Europa, agli affari della giustizia, gioventù e istruzione, giustamente. E allora rimaniamo quasi sorpresi del fatto di aver bocciato e mandato a casa la Commissione europea, che scadeva in realtà a giugno insieme a noi, fu mandata a casa a marzo, ci fu una prorogazio, eccetera, e poi arrivò Prodi, tra l'altro nuovo commissario europeo, il presidente della Commissione europea. L'Italia, attenzione, aveva 2 commissari europei, Mario Monti e Emma Bonino. Era un'Italia che si faceva rispettare. Non lo dico anche nei parlamentari, o se lo dico mi tiro subito fuori, lo dico per le presenze di chi era a portare le aspettative, i desideri e le necessità del nostro paese. Allora, ma andiamo a casa e Gipo mi dice Ayastabin, Ayastabin, ma l'ha detto come lui, duro, ma sotto, Ayastabin. E io ho interpretato questa Ayastabin veramente per quello che vuole dire, ma sono scoppiato a ridere, perché mi sono ricordato di una canzone di Gippo, che era Je suis Ciux ce soir, che era dedicata a questa Angiolina ricorre spesso delle canzoni di Gippo, che aveva piantato in asso il suo compagno, l'aveva lasciato lì a casa con i piatti sporchi, con la figlia da seguire, con Canarino da... E come ovviamente molti di voi sanno, la canzone Je suis Ciux ce soir a un certo punto dice, cantando, dice To Canarin, le mortat fam, aia stabin. E l'ha detto, non l'ha cantato. Non l'ha detto per ricordare. Buon compleanno. Volevi aggiungere una cosa sull'Argentina, Gabriella? No, io dico soltanto che adesso, nonostante la regione dopo la Brescia ha cancellato quell'assessorato, continuano a essere i giovani e anche i non più giovani collegati al Piemonte proprio grazie a quella esperienza. Ma lui è andato 3 volte a conoscere le realtà e le comunità, facendo il giro di tutta l'Argentina, non solo Buenos Aires, perché abbiamo scoperto che là ci sono 4 milioni di piemontesi. E poi abbiamo girato altri stati, perché abbiamo fatto il Perù, abbiamo fatto il Venezuela, il Brasile, l'Uruguay e Santo Domingo. E siamo stati via 1 mese e mezzo come assessorato per conoscere tutte le singole comunità, e lui in effetti ha lasciato tutti qualcosa del Piemonte, gli portava il Piemonte a questi che se lo ricordavano raccontato dai nonni. Un'altra esperienza l'ha fatta Lilli quando lui era assessore, perché voleva portare le bellezze del Piemonte in Europa, e con lei invece è andata a Parigi. Sono andata a Parigi, io ricordo bellissimo di Gipo perché prima di conoscerlo personalmente ci siamo sentite al telefono e mi ha mandato a quel paese 2 volte perché non riuscivamo. Infatti io ero un po' così, quando poi ho scoperto che diventava assessore, ho detto Dio. E invece no, devo dire che ci eravamo piaciuti, siamo andati a Parigi per una missione molto precisa e oltretutto noi eravamo assolutamente allineati e dovevamo seguire una persona che lo era molto meno, ed è stata una cosa bellissima vedere come si muoveva lui, appunto politicamente era una persona fantastica. Poi abbiamo passato 3 giorni, quindi mi ha raccontato un po' della sua vita meravigliosa, e soprattutto stavamo passeggiando davanti a Notre Dame e ho detto scusa Gipo, mi devi cantare a Parigi, sto avanti che quando me la canti. E lui mi ha cantato un pezzo di a Parigi, e mi ha detto che porterò sempre con me. Grazie Lili Cariglione. Io direi sentiamo almeno 2 canzoni. Ne faccio ancora una, è perché è l'unica che so. Però è importante. E poi se qualcuno vorrà dire qualcosa Al venerdì smuntu, il sabato va festa e va con la Vespa a Sangon. Alle piena Göringe,
po' serie e un po' mie, che vedo sempre a ballet. Perciò cosa importa? Si sa che noi mi devo carriere, e perciò sangue blu. La slip a quadretin, la maglia da pistin, in campo un mese e rocca laser te come magnin mi devo stime, perché in belle rase di sul capias, e perciò sangue blu. Ba 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 ba, e fa sulla squadra ai turni a revolver, ma vado in palestra a due ball, perché c'è John Vigna che il muscolo insegna, anche i più brutti tra cagnoni. E poi alla festa me cari giù in nord, mi gonfio il cassiotto, e poi sangue blu. A Ienna Madamin, oriundo a Bussolin, alla dime vuoi venire o due mansarde giù al Niclin, stasera mi vado, alla dime che piace, basen belle ras, che canta sangue blu. All'Ines le dura, al capo reparto, andi sempre ma Bertu, cosa fai? Hai svaso le staffe, hai sbalu i bolon, ma penso sempre al sangue. Il muscolo è l'offio, la schiena le a toc, ma penso ai pacioc, che fa su al sangue. Ma il sabato mattin mi salto dal balin, e in campo un mese e rocca laser te come un magnin mi devo stime, perché belle rasa di su capias, e perciò sangue blues. Grazie, grazie mille. Ma è una cosa molto breve, ma è un po' riassuntiva in qualche modo, perché abbiamo visto quanto sia Gipo plurimo per davvero, versatile, dicevo all'inizio, e questa sua versatilità si è ben dimostrata anche attraverso le nostre testimonianze. Chansonnier sicuramente, insomma, è la sua parte sicuramente forte. Romanziere, perché ha scritto anche romanzi. Attore, è stato un attore eccezionale. Scrittore di teatro, ha scritto dei testi teatrali. È poeta, l'abbiamo detto, perché è un po' il modo per riassumere tutto quanto l'universo, e il politico che l'onorevole Garosci ci ha raccontato e ci ha naturalmente ricordato. E soprattutto con quel piglio forte, che era un modo, ha detto giustamente Bruno Quaranta ricordando Arpino, era ciò che Arpino diceva a proposito di chi ha carattere. Di chi ha carattere si dice che ha un cattivo carattere. Ecco, in realtà ha semplicemente carattere, cioè sa stare al posto suo e sa tenere la barra ferma e la schiena dritta, cioè che è poi quello che in definitiva anche Gipo ci insegna. E poi ultima annotazione che spero possa in qualche modo accogliere questo piccolo pantheon che abbiamo ricordato insieme quest'oggi, non vorrei tacere il nome di Massimo Scaglione, con cui naturalmente Gipo ha avuto un rapporto così lungo, così assiduo, a volte anche litigioso, perché è normale che sia così, la vita è questa cosa qua, però sicuramente molto ricco e molto fruttuoso. Grazie. Tu non vuoi più... No. Fai ancora un pezzo? No, mi è venuta in mente una Dimmi cosa. Adesso tutto. guardo la data perché mi è venuto in mente Massimo, che se non sapete cosa fare, adesso vi dico la data perché io mi segno le cose ma sono un po' scombinata.
Lunedì 25 marzo al Cinema Massimo alle 21 ci sarà la proiezione di Una nuvola d'ira. Ah, che era la regia di Massimo Scaglione. Con la regia di Massimo Scaglione, e quindi può essere una cosa... Certo, ma uscirà la notizia, penso che... Spero, sì, sui Speriamo. giornali ne parliamo, sì, lo so in anteprima perché ovviamente... però è una cosa... Io invece, se vi aspetto il 12... Qui c'è l'invito, 12 aprile, bisogna non... prenotare, perché poi, come altre volte è successo, non vorrei mai che le persone arrivassero e non trovassero posto. Bene. Perché abbiamo già dato e non vorrei. Vi ringrazio. Grazie Voi. a Valentina della sua presenza. Bruno 40, Giovanni...